Abbiamo voluto questo weekend organizzato dall'assessorato delle pari opportunità, dall'assessore Velluchetta, che ringrazio veramente in maniera straordinaria per l'impegno profuso, per aver reso questi 3 giorni ricchi di appuntamenti, di sensibilizzazione, per terminare con questa grande festa molto partecipata che ci rende veramente orgogliosi della nostra città e di fare qualcosa di positivo per la LIRT, per la ricerca. Okay. È giusto 2 invitati alla festa. La risposta credo la si veda in questo grandissimo numero di partecipazione. Abbiamo sold out e abbiamo i locali e tutte le associazioni che si sono messe a disposizione per far sentire le persone come a casa. È un sogno che si realizza. Abbiamo raggiunto dei numeri inaspettati con le 2000 iscrizioni, con donne, uomini e bambini, e davvero non vediamo l'ora di lavorare alla prossima edizione, ma questa è veramente un desiderio che si realizza. Assolutamente, la Regione deve essere al fianco di queste iniziative. Guardate oggi com'è Pieve di Soligo, grazie a queste bellissime, bravissime ragazze che oggi si metteranno a camminare nella nostra comunità. È veramente una giornata, una domenica indimenticabile. Questa Pieve di Rosa, che alla sua prima edizione ha già fatto veramente le cose eccezionali, perché mai ci potevamo aspettare un numero così importante di partecipanti, visto che comunque non siamo partiti proprio tanti mesi prima, e avere oltre 2000 persone, perché poi a fine quei bambini che partecipavano gratuitamente, 1955 gli iscritti ufficiali, ma erano molti di più poi alla fine, e quindi numeri veramente importanti per essere la sua prima edizione. Ovvio che da adesso in poi si lavorerà per fare la seconda edizione per il prossimo anno, che tra l'altro coinciderà di domenica l'8 marzo, quindi festa doppia per le donne e per la Pieve in Rosa, e tutto poi alla fine sarà finalizzato a sostenere questo acquisto da parte della LIRT di un pulmino per il trasporto delle persone anziane, le persone che hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali per le visite mediche, per le terapie, e quindi uno scopo altamente importante. Noi faremo di tutto per incrementare i numeri, ovviamente, perché la piazza di Pieve di Soligo merita, è anche molto grande, molto ampia, non sempre si trovano nelle città piazze così grandi, quindi per il prossimo anno l'obiettivo è riempire la piazza, che vuol dire fare 4.000 iscritti. Una giusta causa, si fa beneficenza, si sta in compagnia, si ride, si scherza, e mi sembra un ottimo motivo. Siamo qui praticamente per sostenere la LIRT per la lotta contro i tumori, e quindi è sempre un'opera buona. Secondo me è importantissimo comunque poter contribuire a una bella iniziativa, e sicuramente anche da queste piccole azioni si può immaginare una società più uguale tra tutti, quindi niente, è un bel modo per stare insieme, per divertirsi. Come prima esperienza credo molto positiva, sia per l'affluenza delle persone e anche per il percorso e per la bella giornata. È stata una cosa veramente piacevole. È stato bello anche veder partecipare anche diversi uomini, è importante anche questo, insomma. È andata benissimo, mi sono divertita tanto, una giornata fantastica da ripetere sicuramente. Un applauso. Benissimo, ci siamo divertite, è stato proprio bello, è un'iniziativa fantastica e è la prima di tante altre che ci saranno anche in futuro, quindi la faremo sempre. Molto bella, positiva, bellissima. Bella da rifare e da ripetere sicuramente. Bellissima, bellissima vedere tutte queste donne che vengono per un motivo molto importante, diciamo, è una cosa molto bella. Più le nostre colline, qua i nostri paesini bellissimi. Viva la Pieve in Rosa! Speriamo che la facciano anche il prossimo anno, noi ci saremo. È una bellissima iniziativa. Viva la Pieve in Rosa! Viva la Pieve Rosa! Viva la Pieve Rosa! Torno a Natale. Viva la Pieve Rosa!